Decisamente ci sentiamo miracolati, per un soffio non finiva in testa a mia moglie e a mio figlio seduto dietro. È stato veramente un evento traumatico che ancora oggi ci porta a essere scossi, particolarmente scossi. E soprattutto mia moglie e mio figlio, che erano vicinissimi al masso caduto sopra la loro testa, li ha sfiorati per qualche centimetro. Il tettuccio della macchina è arrivato ad appoggiarsi al poggiatesta di mia moglie, insomma, che se l'è vista veramente brutta. Sono ancora scossi i membri della famiglia Farnè di Abano Terme. Domenica scorsa la loro vettura era stata colpita da un masso mentre percorreva la strada 203 a Gordina, vicino a Sedico, in località La Pissa. Sono appassionati di montagna, i Farnè. Hanno fatto scalate e ferrate, ma sempre in sicurezza. Mai si sarebbero aspettati di trovarsi in pericolo lungo una strada regionale. La caduta massa è ovvio che è segnalata, ma non c'è nessuna rete protettiva che tutela l'incolumità delle persone che viaggiano. Sono un appassionato di montagna e da sempre mi reco in montagna. La montagna secondo me non ha mai colpe, ma l'essere umano a volte sì. La tutela del cittadino dovrebbe essere preservata meglio di così, a mio avviso. Ora Veneto Strade ha avviato una ricognizione con un geologo sul punto del distacco. Già nel 2022 c'erano state delle cadute di massi che avevano colpito delle auto proprio in quel punto. Tirando un sospiro di sollievo per come è andata, ora resta però la conta dei danni da fare. L'auto è in carrozzeria, ha avuto un danno, mi hanno detto tra i 10 e i 15 mila euro, che qualcuno spero provvederà a risarcire perché sono danni veramente ingenti.